Questa mattina il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Firetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'ex area Monte Edison, al fine di constatare i lavori in corso di ultimazione relativi alla bonifica e al recupero ambientale da parte della Syndial, nell'ultimo tratto dell'area ancora non interessato alla rimessa in produzione. In quest'area, a ridosso dello stabilimento della Moncada Energy, è già stato programmato dall'amministrazione comunale un centro polifunzionale per le attività culturali che è già in fase di appalto da parte del Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo. È un'area che per 35 anni la città ha avuto privata, destinata ad un'archeologia industriale dalla quale si passava alla larga. Oggi quest'area è un'area di cui ci siamo totalmente riappropriate, non solo perché è sorto il complesso della Moncada, perché è sorto qui alla sinistra di questa immensa area il palazzetto dello sport di Moncada, ma in quella dove noi ci troviamo, una volta terminati questi lavori di Syndial, ribadisco entro il 15 del mese di luglio, in simultanea stanno partendo tutte le attività propedeutiche che sono poi quelle per far nascere il prossimo cantiere, cioè la gara d'appalto che sta realizzando il Provveditorato delle Opere Pubbliche, nell'ambito di quel finanziamento di 5 milioni di euro che ricevemmo dal CIPE. Qui nasce quindi una mega opera che prevederà un auditorium di 500 posti a sedere, dei due complessi che serviranno, uno per sportello bancario, sportello postale, area di attività formativa da destinare alle imprese, e un'altra parte, l'altra ala diciamo di questo intervento, invece i cantieri culturali veri e propri, cioè degli spazi ampi con sale dedicate che destineremo alle associazioni. Per fare che cosa? Per fare attività musicali, per fare attività culturali, e ci auguriamo per svolgere, dedicarsi ad attività anche pittorica. Noi pensiamo che questo intervento significativo sul ridosso portuale possa rappresentare anche un momento di vivacizzazione culturale, non solo per la città di Porto Empedocle, ma per un'area molto più vasta. Quando è previsto l'avvio dei lavori e dentro quanto sarà consegnato alla città? Stando ai rapporti che in questo momento sviluppiamo col provveditorato, la gara si potrebbe celebrare nel corso dell'estate, verso la fine dell'estate, e quindi verosimilmente il cantiere, salvo intoppi di tipo burocratico, di ricorsi di questo tenore, potrebbe farsi cantiere entro la fine di quest'anno. Il centro polifunzionale, oltre a due ampie strutture coperte, prevede ampi spazi all'aperto dove poter effettuare spettacoli, fieri ed intrattenimenti vari, un grande parcheggio e molte aree verdi.